Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, io intanto vi dico subito che questa è una trasmissione divisa in due parti. La prima parte parliamo di politica, la seconda parte parliamo di agricoltura, tenendo presente i danni causati dalle esondazioni del fiume Crati nel villaggio di Turio, siamo a Corigliano Rossano. Ma cominciamo con ordine, io qui leggo collegio 1, collegio 2, collegio 3, collegio 4. Filippo, hai visto questi voti? Sì, potremmo parlare dell'agricoltura con la nostra ospite, però parliamo di politica. No, parliamo hai ragione, sì, hai ragione, perché è un'imprenditrice agricola. È una delle principali imprenditrici agricole di tutta la Calabria. Vabbè, però parliamo di questa vicenda che ha del paradossale, di assoluto paradossale. Vogliamo riassumerla, non so se chiamarla senatrice sicura, ancora non insediata, no, ma insomma, Fulvia Caligiuri. Che cosa è successo, dottoressa Fulvia Caligiuri? È successo semplicemente diciamo che si è giocato tra virgolette con i numeri. C'è stata un'inversione di colonne. Nel riportare i dati dai verbali delle singole sezioni in Corte d'Appello, in questi fogli Excel enormi dove vengono raccolti tutti i dati delle 2400 ancora sezioni tutto manualmente? Purtroppo sì. Uno più uno più uno più uno più uno. No, c'era proprio una dettatura dei numeri e andavano incolonnati. Se io mi distraggo mentre destra Filippo. Esatto. L'errore ci può stare. È chiaro che ci può stare. C'è un'inversione però di voti tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. E ce ne siamo accorti strada facendo, perché poi la rabbia o il punto interrogativo nasce quando noi durante la fase di controllo dei numeri, quindi ancora prima che si proclamassero, noi avevamo fatto presente che c'erano delle incongruenze su alcuni verbali di alcune sezioni, ci avevamo accorti che i dati riportati in Corte d'Appello non si trovavano. Abbiamo fatto presente questa cosa, però insomma non è stata presa in considerazione e alla fine, anche dopo la proclamazione, questi stessi dati da noi segnalati di alcune sezioni erano riportati ancora in maniera errata. E quindi hanno chiuso i plichi, diciamo. Hanno proclamato con determinati numeri, proclamando quindi il secondo seggio all'interno della coalizione di centrodestra per la Lega. Mentre per i numeri che abbiamo visto che risultavano a noi, il secondo seggio spettava a Forza Italia e non alla Lega. Io che cosa ho fatto? Ho preso questi fogli grandi, un esempio è questo che hai davanti. Sei messa a guardare uno a uno? No, ho guardato solo quelli che mi sembravano più paradossali, chiamiamolo così, 2 Forza Italia e 107 Fratelli d'Italia. E allora ho chiesto alla sezione, al comune, di mandarmi la copia del verbale. Man mano che arrivavano tutti questi verbali erano tutti gli stessi, un'inversione di colonne tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Quindi, alla fine, io ho fatto ricorso alla Giunta per le elezioni al Senato, perché è l'organo competente per questa tipologia di... Dal momento che erano già stati proclamati dalla Corte d'Appello, quindi non era possibile... Se avessero fatto in tempo la Corte d'Appello, prima della proclamazione, a rendersi conto del problema che c'era... Era già risolto. Ero quindi, proclamata io. Tradotto in soldoni, dovrebbe perdere il seggio la Lega. Qui da noi non dovrebbe essere eletto Salvini, quindi la Lega, e dovrei essere eletta io come Forza Italia. Salvini però entrerebbe in un'altra regione. È cambiata la legge, esatto. Non c'è più l'opzione. No, non c'è più, può entrare... E quindi al momento in cui stiamo discutendo noi, dottoressa, qual è lo stato dell'arte, diciamo? A che punto è questa vicenda? Allora, è in giunta, è trattata all'interno della Giunta per le elezioni. È già la seconda volta all'ordine del giorno. La cosa che mi ha meravigliato positivamente è che nella prima seduta della Giunta, dove si trattava il caso Calabria, è stato già la relazione che ha portato Balboni di Fratelli d'Italia, era già conclusiva, nel senso che avevano già visto i numeri e avevano aggiudicato, diciamo così, tra virgolette, non è il termine giusto, 2.916 voti a Forza Italia. Sì. E quindi il secondo seggio spetterebbe appunto a Forza Italia. Concludendo, naturalmente questo passaggio formale non è automatico, non è così veloce, perché una volta che la Giunta per le elezioni si è espressa e ancora la Giunta non ha votato e si è espressa in maniera definitiva, questo pacchetto di opzioni deve essere poi votato
Nell'Assemblea? Dall'Aula. Praticamente diciamo fine legislatura faranno questa operazione. Io mi auguro di no. Cioè, mi auguro ma di com'è no. possibile? Sono passati 7 mesi, 6-7 mesi. No? Perché mi viene da dire, insomma, oltre il danno anche la beffa, nel senso che mi dicono già che ho ragione. Che noi ne parlammo quando? L'indomani subito dopo la presentazione del mio ricorso. Sono passati 9 mesi. 9 mesi. 9 mesi, diciamo che se ne parlerà sicuro nel 2019, insomma la previsione non se ne possono fare. Ma un auspicio, diciamo, nei primi mesi del 2000, cioè il rischio è quello che diceva Attilo, che poi arrivi troppo tardi. Assolutamente sì, assolutamente sì. A quel punto diceva, io ci rinuncio, se mi dai ad un mese dalle elezioni. Beh, insomma, l'idea che uno si fa è proprio questa, insomma, non è così che si può procedere, soprattutto quando si sa che una persona, che è un ricorrente, ha ragione. E giustificazioni rispetto a questo... Io non ho più parlato con la Corte d'Appello, non ho parlato con il magistrato che era a capo di questa equipe, quindi insomma so solamente una cosa, che quando io sono andata alla fine, dopo la proclamazione, a ritirare i dati ufficiali sulla base dei quali poi dovevo raccogliere le informazioni necessarie per il ricorso, la persona che era addetta a questo tipo di attività aveva capito che c'era qualcosa che non andava, perché alla Camera è stato fatto lo stesso errore, lì sono arrivati in tempo prima della proclamazione, e mi ha detto dottoressa, ma quindi c'è qualche problema anche da noi? E certo che c'è il problema. Ma parliamo di errore e non di dolo, quello lo possiamo... No, vabbè, ma parliamo di errore. Parliamo di errore. Mi sembra che è un errore materiale. Per il errore di colonne, a me quello che fa rabbia è una cosa emblematica per il tipo di errore, non per il numero, è i valori in una sezione di una provincia, della nostra provincia, San Fili, in una sezione io come candidato ho preso meno 59 voti. Io ancora i numeri negativi non l'avevo mai visti in un'elezione. Ci può stare che uno si appoggia sulla tastiera e magari per che vuol dire meno 59? Cioè, 59. E com'è possibile? Meno 59. No, non è una cosa possibile, è una cosa che è successa. Il problema è proprio questo, però uno non si accorge che c'è il numero 59. Così come me ne sono accorta io, no? Se ne potevano accorgere qualcun altro, insomma. Noi siamo positivi. Ma 59, fammi capire, 59 che arrivano poi dicono noi siamo contro. E vale meno uno. Siamo contro. Voto tutti tranne ai 59 persone che talmente hanno votato antipatica, che ti odiano, mi odiano, che valeva negativo. Però questa cosa, insomma... Però è bella questa cosa. Bella di meno 59 lo sapevo, questo è meraviglioso. Ma se insomma siamo positivi. Quando arriverà a Palazzo Madama, quale sarà una delle prime cose? Vabbè, io nasco nel comparto agricolo, quindi il mio cuore è lì, la mia testa è lì, i pasticcini a voi insieme, ci mancherebbe. La prima però cosa. a Palazzo Madama no, Palazzo Madama diciamo no, bisognerà fare qualcosa. Assolutamente, per il territorio che rappresento, per la Calabria e sicuramente insomma per il comparto agricolo in primis, quindi con le organizzazioni sindacali che dovrebbero avere un ruolo insomma, importante in questa regione come in tutta la nazione, dovremmo vedere in ordine le priorità per il comparto agricolo, quali sono, e andare avanti. Ma come sta vivendo questi giorni? Perché io sono curioso, io non dormo la notte. No, io non dormo la notte per i problemi aziendali, per i problemi agricoli, questo per me è stato già un grande insomma, risultato, si dice un grande risultato. Un grande risultato per le persone che mi hanno dato fiducia. Però se vinci voglio dire, certo, è un'altra ci mancherebbe cosa. altro. Allora, quando io mi sono accorta del problema, quando mi sono accorta del problema, non mi piace la filosofia dei Coubertin. L'importante è partecipare. No, soprattutto sapendo di aver tu sei dei Coubertin, non credo proprio. Non credo proprio. No. Non credo proprio. Figurati sapendo di aver ragione. Quello è la cosa che fa rabbia oggi. Se avete visto i numeri e vi siete resi conto che la ragione sta da una parte, non vedo perché non dover accelerare questo percorso di legalità. Nella campagna elettorale da tutte le parti si parlava di questo. Legalità, rispetto delle regole, il volere dei cittadini, è esattamente quello di cui sto parlando dal 4 la Calabria, aprile. in ogni caso la Calabria ci guadagna, al di là di quello che ognuno può pensare del Ministro dell'Interno, che non è calabrese, la Calabria ci guadagnerebbe. Mettiamo un punto fermo, diciamo, appunto. Mette un'altra bandierina. Cioè voglio dire... No? Assolutamente. Sì, ma il partito Forza Italia la sta sostenendo in questa... Beh sì, insomma nell'ultimo periodo diciamo che gran parte incontri delle battaglie... romani, questo, no? Allora, io non partecipo agli incontri romani, perché io sono nel territorio, non sono in questo momento senatrice, quindi non sono a Roma. No, di quale partito?
Beh, sicuramente se ne discute. Cioè la struttura del partito, insomma, si muove affinché sostiene insomma, questa... Beh, assolutamente sì. Non so, magari paga l'avvocato, insomma, così per... No, vabbè, quella la vedo complicata, che però lo studio di Morcavallo, che sono Oreste e Achille, che mi seguono in questo percorso, sono persone che ho interessato io, che mi sono vicine, però insomma sono della candidata. Ma il giorno in cui è scoppiato il bubbone, c'è stato l'interesse da parte del partito? Roma l'hanno chiamata? Qual è questa situazione? Ho sentito i rappresentanti regionali, i rappresentanti calabresi, insomma abbiamo pare vissuto... che sia Santelli Cocchiutole da questo punto di vista. Assolutamente sì. Ma sai che significa guadagnare un senatore di Forza Italia in provincia di Cosenza in questo momento? Se tutto questo dovesse accadere, come noi ci auguriamo, prima delle elezioni europee e prima di quelle regionali. Ricordiamo che la Giunta per le elezioni si è costituita da poco. A luglio. Quanti voti ha? 2700 circa. Ah, i 2700. Recuperati, Cioè poi alla fine... In totale? No, in totale 67.000 voti. Vedi, 67.000 voti, insomma. È una dotazione non da poco, è una dote non da poco, no? Torniamo all'agricoltura, così lanciamo anche la seconda dici parte. No, perché a me mi interessa sapere una cosa. Sì. Qual è il giudizio vero dell'imprenditrice Caligiuri su quanto pesa l'agricoltura nella possibilità di rilancio di tutta la Calabria, dell'economia calabrese? Quindi magari se guardi la telecamera forse è meglio. Quella devo guardare. Se guardi la telecamera, ma guarda lei, guarda. Allora, in realtà pesa molto di più di quello che vediamo oggi. Il comparto agricolo è un comparto sul quale bisogna puntare di più e soprattutto bisogna credere di più, perché quando si assiste a un rilancio proprio dell'alimentazione e dell'agricoltura in quanto tale, e noi abbiamo delle opportunità che non abbiamo cavalcato finora, abbiamo territorio che non abbiamo sfruttato tra virgolette finora, ed è tutto quello che ci serve per poter iniziare una nuova avventura anche del comparto agricolo, soprattutto del comparto agricolo. Cioè, ci credo. Assolutamente sì. Questo volevo sapere. Certo, da una postazione. Da imprenditrice. Dico, ma un'imprenditrice che raggiunge una postazione così prestigiosa come il Senato, da lì insomma, può essere forse più... no? Potrei portare qualcosa di buono alla nostra agricoltura. Sì, io credo che comunque l'agricoltura stia facendo spazio, poi parleremo anche insomma, da qui a poco di agricoltura, non ahimè, insomma, che ha subito dei danni pesanti, ma più o meno nella stessa zona in cui lei opera, vicino, un po' più a sud, diciamo, di dove lei opera. Però là, proprio in quella zona, nella sua, in quella immediatamente prospiciente, c'è una nicchia di grande valore. Ma che ha sempre avuto il valore ed è stato sempre e soprattutto riconosciuto dagli altri mercati, non dal nostro. Non dal nostro? Non siamo consapevoli non tanto della dal nostro, proprio non abbiamo. Proprio. No, non tanto. Non tanto. Diciamo. Forse nell'ultimo periodo insomma, ci siamo più accorti di quelle ricchezze che avevamo nel nostro territorio. Quando invece insomma fuori... parlo proprio di paesi oltre il nostro, quindi in Nord Italia, no, in Inghilterra, in Germania, si apprezzano da anni il valore del prodotto. Assolutamente sì. Quindi qualche centesimo dato in più al nostro prodotto vuol dire riconoscere che ha una qualità diversa, una sicurezza anche alimentare diversa. E questo, dottoressa, provoca anche un aumento dell'occupazione o no? Assolutamente sì. Sì. Assolutamente sì. Stabile, stagionale, diciamo, tutte e due. Allora, io faccio l'esempio della mia azienda. No? La stagionalità oramai è diventata quasi un impiego fisso, perché io, una persona che sa potare, che sa raccogliere il frutto delle pesche o il frutto degli agrumi, alla prossima campagna, la campagna successiva, chiamerò sempre le stesse persone, perché hanno un'esperienza e viene riconosciuta questa esperienza all'interno del comparto agricolo. Quindi su quelli che sono la storicità degli impieghi ci si aggiunge anche un valore aggiunto, perché poi è tutto un indotto che cammina, non è solamente la singola persona, ma è la moglie della persona che fa il potatore che poi magari raccoglie nella nostra campagna, qualcuno che lavora la frutta all'interno del magazzino, e diciamo che è un indotto non da poco.
Palazzo Madama secondo me potrebbe guadagnare anche in termini di qualità, mi consentite questa battuta, in termini di qualità, al di là del contendente, lo ripeto per l'ennesima volta. Cosa parla, appunto, si sa di che cosa si parla, una professionalità legata al territorio, un'intelligenza. Ringrazio per la sponsorizzazione. No, non è assoluto. Diciamo parte della Giunta. Assolutamente no, e purtroppo le formalità sono quelle che rallentano questo iter. E allora, facciamo così, noi ci diamo appuntamento il prossimo anno, facciamo il terzo step, vediamo che cosa... Il terzo deve essere conclusivo. Deve essere conclusivo. Perché la Giunta si riunisce quando? Solitamente si riunisce una volta a settimana, di solito ogni martedì. Anche ogni 15 giorni. Adesso però c'è un passaggio, perché la Giunta deve dare anche una ventina di giorni da regolamento alle controparti per presentare una memoria, per presentare una Quindi se ne parla con l'anno nuovo, diciamo, sicuramente. Ma la Lega si sta difendendo questo? Ma la Lega non ha, secondo me non ha alcun... Cioè, Salvini oltretutto, spiegatemi un attimo, da che cosa si dovrebbe difendere? Ci sono numeri che parlano, c'è un errore, non è una difesa. Mi sembra strano che possa difendersi il partito, tra l'altro il ministro dell'interno, mi pare un po' complicato. Anzi, favorire il rispetto della legalità. Il rispetto della legalità. Però, non dimenticare, c'è sempre quel meno 56. 59. Meno 59 è uno dei cult dell'anno, cioè che praticamente non si è votato in positivo ma in negativo. Cosa molto bella. In Calabria può succedere. Meno 59 è bello, è come partire come un campionato di calcio che parte con 59 punti di penalizzazione. Io devo capire perché sono stata penalizzata, però comportamento forse scorretto, magari sì, assolutamente, qualcosa del genere. O il programma non è stato ben recepito, non lo so, ancora insomma ci dovremo dare una spiegazione. Facciamo in bocca al lupo. In bocca al lupo. Ci vedremo appena questa giunta il Senato delibererà prendendo atto di quello che è un errore marchiano. Del resto l'ha anche evidenziato alle Iene, mi pare, perché poi assisce alla notizia, cose che noi però avevamo detto già da tempo all'indomani proprio della presentazione del ricorso. Bene, grazie a Fulvia Caligiuri, andiamo alla pubblicità e poi ci tuffiamo nell'agricoltura allagata. Allagata è quella che invece resiste. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.